Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci, inizia adesso in un certo senso la seconda fase. Prima, che giorno è adesso? Oltre la pagina, e lo facciamo già col primo ospite di oggi, il professor Silverio Allocca, esperto di Buongiorno a voi. Bentornato. Allora, Silverio, aspetta, avevo Sì, messo le foto ma voglio uscire. Perché, guarda, non avevo neanche fatto in tempo a leggerle, avevo letto velocemente, ma proprio per coincidenza c'è un sondaggio che è commissionato da Porta a Porta e realizzato di Euromedia Research, che parla di Unifil. E lei crede che la missione Unifil sia stata utile e necessaria nel suo scopo, nonostante tutta la retorica, e tu nel tuo articolo sul nuovogiornale.com, nuovogiornalenazionale.com, lo spieghi benissimo, però comunque alla fine sono rimasto anche sorpreso. Non è che l'opinione degli italiani fosse come credevo io, perché il 23% pensa che sia stata utile, il 45% dice di no e il 31% non si è fatto un'opinione. Il 39,7 pensa che debba rimanere, il 35 invece dice che è meglio che se ne vada, il 25 non sa. E tu proprio nel tuo articolo, come sempre, inizi dalle cifre. Le cifre dicono 18 anni, 2,7 miliardi di euro. Ha centrato lo scopo per cui era stata insediata? E mi sembra che si possa dire, leggendo anche con attenzione la tua analisi, si possa dire assolutamente di no. Allora io direi, ti do la parola, Silverio, io direi di sì. suddividere questa intervista in due parti, perché c'è quella che riguarda strettamente Unifil in Libano, il rapporto con Hezbollah, eccetera. Sì, è tutto, eccetera, no, è tutto quanto molto importante. E poi io devo convenire che ho applaudito anche quando tu hai fatto l'elenco di tutte quelle situazioni in cui questi sepolcri imbiancati dell'ONU si sono girati dall'altra parte, anche in Ucraina, e poi hai fatto un elenco, tra l'altro non ti sei neanche, diciamo, cioè hai elencato un po' i primi che venivano in mente, ce ne sono ancora altri, ma solo Ce ne sono degli altri. solo andare a memoria c'è un elenco lunghissimo di ipocrisia sulla quale insomma bisogna prima o poi confrontarsi. Ma allora, l'Unifil non ha centrato il proprio obiettivo e dopo tanti anni e tanti soldi bisognerebbe anche rivederla. Volevo dirti che tra l'altro Crosetto ha detto che c'è un'agenzia che ho letto 10 minuti fa, l'ANSA, l'ho letta, Crosetto ha detto se ci ritirassimo dal Libano sarebbe una sconfitta dell'ONU, però mi sembra che anche l'ONU, me lo lasciate il termine, tutto sommato si è comunque molto sputtanato quando è pieno di funzionari che sono degli Hezbollah, quando il presidente è un antisemita, Guterres è un antisemita di sinistra, comunista ma antisemita, non è che perché sei anticomunista, sei comunista di sinistra e sei antisemita allora vale di meno, non vale. Mi sembra che francamente e poi è bastato vedere già a suo tempo, io stesso che non sono un esperto avevo osservato con un ospite di allora, forse tu mi sembra, che cosa fa l'ONU? Cioè quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, l'ONU dov'era? Perché non ha fatto nulla? Va bene, sto parlando io, invece devi parlare Devi, invece sei tu che hai gli strumenti per illustrarci la situazione nel suo complesso. A te la parola, professore. Allora, la missione, diciamo, in Libano dell'ONU è ancora più vecchia. I 18 anni fanno riferimento
a una riformulazione del 2006, ma sono oltre 40 anni che l'ONU è presente in quella zona. Vale la pena ricordare anche il perché. Il perché è legato alla guerra civile che c'è stata in Libano e che ha visto la contrapposizione sostanzialmente dei palestinesi, dell'OLP. All'epoca Arafat era in Libano, stava a Beirut, e diciamo che a suo tempo i palestinesi le milizie palestinesi non è che assunsero proprio il migliore dei comportamenti, perché non rispettavano praticamente nessuna regola, nessuna legge, giravano tranquillamente armati, applicavano, tassavano la popolazione locale, commettevano tutta una serie di abusi che arrivavano fino ai sequestri di persona, richieste di tangenti, di riscatti e cose di questo genere, che ha provocato evidentemente la reazione di una parte dei libanesi, e quindi si è arrivati veramente allo scontro. E poi diciamo si è arrivati alla cacciata delle milizie dal Libano e anche di Arafat. Sono rimasti sostanzialmente i campi profughi che ospitavano i civili. In particolare diciamo che la missione ONU prese un po' l'avvio da quelli che furono dei massacri nei campi di Sabra e Shatila ad opera dei falangisti libanesi. Da quel momento diciamo che la presenza poi delle truppe ONU aveva anche la funzione di fare da cuscinetto tra gli israeliani e appunto coloro che erano presenti in Libano e che portavano, perché poi si arrivarono gli Hezbollah eccetera eccetera, diciamo a fare da cuscinetto. Dovevano sostanzialmente, il loro compito era quello di dare copertura, tutela a quelli che erano i civili presenti e poi creare e mantenere sotto controllo una zona smilitarizzata a ridosso del confine, nella quale non dovevano essere presenti né milizie, nella fattispecie dal 2006 Hezbollah, e né con i loro armamenti eccetera eccetera, né gli israeliani. Gli israeliani si ritirarono, gli Hezbollah no. Negli anni io ho avuto contatti con anche diplomatici libanesi e anche ho parlato con militari che hanno partecipato alla missione e loro mi testimoniavano questo, che sostanzialmente quella che era la presenza dell'ONU era vista di cattivo occhio. Perché? Perché di fatto legittimavano sostanzialmente l'occupazione, la presenza di dello Stato all'interno del Libano, e quindi limitavano quella che era l'auspicato ristabilimento della sovranità del governo di Beirut sull'intero territorio libanese. Tant'è vero che mi ricordo, mi raccontava un amico che aveva partecipato alla missione, diceva: quando noi andiamo a Beirut non ci andiamo in libera uscita, non ci andiamo in divisa, perché non ci vedono di buon occhio. E si capisce anche un po' perché. Perché tutto sommato, probabilmente per le regole di ingaggio, per tutta una questione di convenienze politiche, perché qua i militari si limitano a eseguire quelli che sono i loro compiti sulla base di quelli che sono gli ordini ricevuti, e si sono trovati sostanzialmente nell'impossibilità materiale di portare a termine quella che era la missione. Di fatto, allo stato attuale, tutti gli attacchi che sono stati mossi a Israele dagli Hezbollah partono esattamente da quella zona che doveva essere sotto il controllo dell'UNIFIL, che avrebbe dovuto, stando a quello che è la delibera che istituiva la missione del 2006, addirittura intervenire con la forza per far sì che non ci fossero evidentemente uomini in armi, né israeliani né appunto varie milizie, delle milizie varie, delle Hezbollah in particolare, in quella fascia.
Beh, quando noi andiamo a vedere che i proiettili che hanno colpito la base della UNIFIL sono stati sparati perché a 100-150 metri dal no, 350-200 metri dal limite del campo era presente un tunnel scavato dagli Hezbollah, poi erano presenti altri elementi offensivi degli Hezbollah, cioè viene da domandarsi questi militari cosa ci facessero. Quindi tutto sommato il motivo per cui sono stati spesi nell'arco degli anni 2,7 miliardi di euro per mantenere in essere una missione militare che aveva un compito che è stato totalmente disatteso, uno si domanda se adesso ci tirassimo, dice Crosetto, mi dice un attimo fa, dice sarebbe una sconfitta. No, diciamo che la sconfitta c'è già stata e il fatto che perderemmo la faccia ritirandoci in questo momento, tutto sommato credo che la faccia l'abbiamo già persa. Cioè, purtroppo è venuto fuori, è emerso nel modo più drammatico. Certo, sui giornali si è letto un po' di tutto in questi giorni. Quindi che gli israeliani hanno attaccato le truppe dell'ONU, che è una violazione, un crimine, eccetera, eccetera. Però la carta si lascia scrivere, ma i fatti sono altri e purtroppo non depongono a favore di questa come di tante altre missioni che sono state portate avanti dall'ONU, che è intervenuto nei vari periodi, nelle varie epoche a seconda delle convenienze politiche. Di fatto allo stato attuale l'ONU è una sorta di carrozzone dove si incontrano queste persone lautamente pagati, parlano, tirano fuori, redigono documenti, fanno la voce grossa, ma poi concretamente sembra che siano più che altro interessati a quello che si intascano a fine mese e del prestigio di cui fino a poco tempo fa godevano nel momento in cui dicevano noi siamo dell'ONU. Di fatto, Scusa, Silverio, dimmi. stiamo entrando, diciamo, nella seconda parte. Sì. È un pensiero in libertà e mi permetto di confrontarmi con te perché tu sai le cose, sei saggio e quindi quando io vedo che l'ONU, il Tribunale dell'ONU, attribuisce la presidenza del Consiglio per i diritti umani all'Iran, sai che io mi chiedo, ma lo fanno apposta? Cioè è un'esibizione, cioè noi facciamo talmente quel cazzo che vogliamo, noi siamo talmente impuniti, siamo talmente intoccabili che ci possiamo permettere di fare le porcate peggiori. Io la prendo come provocazione, è un pensiero da bar se vogliamo, a parte che nei bar e poi anche nei caffè c'era la migliore letteratura degli anni 20, 30, eccetera. Quindi quando si dice sì, certo. discorsi da bar si usa un tono spregiativo fuori luogo, secondo me. Tante cose si possono sentire, ma era per dire, mi rendo conto che non è il mio non è un pensiero articolato con diciamo costruzione raffinata, eccetera, eccetera. È molto ex abrupto, no? Però domando a te, come si può arrivare a una simile scelta? Cioè l'Iran, sto dicendo, con tutto il rispetto per gli iraniani che sono persone meravigliose, ma che vivono in un regime che lo sappiamo tutti. Prego. Ma diciamo che sostanzialmente credo che ci sia la stessa logica che per esempio fa sì che Hezbollah, per quello che riguarda gli europei, ad esempio, sia considerato, sia trattato facendo un distinguo tra il partito politico e il braccio armato. Il braccio armato viene considerato come, diciamo, portatore di un certo tipo di attività terroristica, invece come partito politico risulta essere sostanzialmente l'interlocutore
con il quale poi gli europei si vanno a confrontare. Ultimamente appunto ha dichiarato la Meloni che vuole portarsi in Libano, e io sinceramente mi domando a fare cosa, a parlare con chi, a parlare di cosa. Cioè ci muoviamo, facciamo la voce grossa, ma sostanzialmente a parlare di cosa? A farci ridere dietro? E questo è il punto. Quando tu dici passiamo alla seconda fase, passiamo alla seconda parte. Noi abbiamo avuto, per esempio, che durante la guerra in Siria, a un certo punto si trattava di andare a stanare i militanti dell'ISIS, le truppe occidentali non avevano nessuna intenzione di mettere piede sul territorio e confrontarsi direttamente con combattenti piuttosto agguerriti. Chi sono stati armati? Sono stati armati i curdi. Perfetto. I curdi hanno per 2 anni combattuto, hanno sconfitto l'ISIS, pensavano che questo gli avesse guadagnato, come dire, il diritto a una certa visibilità e quindi anche alla loro causa. E a un certo momento gli hanno detto: ragazzi, avete fatto il vostro, adesso sono affari vostri, problemi vostri. Problemi vostri quali? E beh, finiti i combattimenti, praticamente sono stati abbandonati all'attacco portato dalle truppe turche, che hanno tranquillamente bombardato, massacrato i curdi. L'ONU dov'era? Quando ci sono stati bombardamenti per decine e decine di giorni sulla Serbia, bombardamenti che sono notte e giorno sistematicamente, l'ONU dov'era? Quando andiamo a prendere in considerazione che per esempio in Cina c'è il problema degli uiguri, della minoranza islamica presente nella zona nord-orientale nord-occidentale della Cina, ne parla qualcuno? Di quello che è successo in Tibet ne parla qualcuno? Parla qualcuno di quello che è successo quando ci fu, non l'ho scritto, non l'ho riportato nell'articolo, quando ci fu il contenzioso che poi si è tradotto in un massacro di circa 1 milione di persone tra gli Hutu e i Tutsi? Anche lì c'era missione ONU, all'epoca c'erano i francesi. Chi trasportava armi addirittura sui mezzi, sui velivoli su UN scritto sopra erano i francesi, che rifornivano una parte dei combattenti, perché questo tornava utile alla loro politica. Cioè alla fine tutto sommato risulta essere abbastanza, se vogliamo dire, fare un bilancio di quello che sta succedendo, di quello che è emerso in questo momento. Non sono solo i 2,7 miliardi, non è il problema dell'UNIFIL, è il problema più o meno di tutte le missioni ONU. Come anche il fatto che per esempio al Tribunale dell'Aia, quando è stata presentata la denuncia dal Sudafrica contro Netanyahu, che è criticabilissimo per l'amor di Dio, ma chi doveva esaminare il luogo, diciamo, a procedere o meno contro Netanyahu per crimini di guerra, erano personaggi che praticamente, tra gli altri paesi c'era ad esempio il Libano. Cioè praticamente tu mi vai a mettere che risulta essere il validante un procedimento contro qualcuno, e chi ci metti il Libano in palese conflitto di interessi. Cioè allora non c'è nessuna logica, nessun rispetto di qualsiasi tipo, neanche della forma. Diciamo che quello che emerge è un po' l'arroganza, la supponenza di un certo tipo di potere che pensa che tutto sommato può fare quello che vuole, perché tanto ha il vestito dell'imperatore, e poi succede un qualche cosa per cui, come nella favola di Andersen, arriva il bambinetto che dice: l'imperatore è nudo, e tutti quanti i vari lacchè che lo avevano lodato per la bellezza delle sue vesti devono constatare che effettivamente è nudo. E questo credo che sia un po' il bilancio di quello che sta
di quello che sta accadendo. Quindi quale futuro ci può essere per una missione di questo genere o per le future missioni? Beh, sicuramente non si può buttare la croce addosso ai militari che ci vanno, però sicuramente ai governi che hanno gestito il tutto, hanno fissato le regole di ingaggio, hanno evidentemente limitato qualsiasi tipo di azione che potesse essere contraria a altri interessi e che hanno utilizzato queste missioni come la foglia di fico per poter essere presenti sul territorio, questo tutto sommato sarebbe il caso che venisse affrontato e per quello che ci riguarda anche in Parlamento. Andare a spiegare, non è che la Meloni ne è responsabile di questo perché 18 anni fa non c'era, non era sicuramente quella che ha gestito la cosa, però a spiegare com'è che i soldi dei contribuenti vengono spesi per un nulla di fatto. E questo credo che sia qualcosa di piuttosto importante, quindi senza vestirsi un po' di messa cantata e recitare, come dire, come le belle statuine, un po' il gioco delle parti. Silverio, non è che tu tra l'altro hai citato anche nei punti neri in cui l'ONU si sono girati dall'altra parte, il caso dell'uranio impoverito, i militari italiani non solo. Non è che poi alla fine l'ONU stia in piedi per un insieme di debolezze, tutto sommato un po' a tutti i paesi fa comodo, magari un cimitero degli elefanti, magari ci si copre ci si riempie la bocca con l'ONU quando serve, quando non serve la si lascia là. È questo che fa sì che, perché se uno ci pensa non ha senso, è assolutamente assurdo che l'ONU debba esistere in questi termini quando invece era nata con ben altre ambizioni. È questo anche che fa sì che resti questo baraccone, carrozzone. Purtroppo sì, è nato per finalità completamente diverse, poi diciamo si è perso in tutta, diciamo che è diventato sostanzialmente il luogo nel quale questi vari personaggi si incontrano per prendere tempo, fondamentalmente per prendere tempo, per lasciare che altri facciano i loro giochi secondo quelle che sono le proprie esigenze e i propri obiettivi. Quindi è un gioco delle parti. È un gioco delle parti perché poi alla fine quello che fa andare avanti il mondo è il denaro e quindi si parla dell'ONU un po' come questo personaggio, questa struttura mitologica che dovrebbe preservare, salvare, tutelare, difendere, eccetera, eccetera, i diritti dei piccoli, degli offesi, dei popoli, ma poi in realtà risulta essere in molti casi, penso semplicemente appunto lo strumento per riuscire a catturare un'attenzione e far calare il silenzio su determinate situazioni. Diciamo che forse in questo caso è stata tirata un po' troppo la corda e quindi quando ad esempio, ma c'è un altro esempio che è particolarmente interessante, sempre una missione ONU importante, quella che c'è in Kosovo. Nel momento in cui il presidente kosovaro ha detto sarebbe il caso che le truppe ONU se ne vadano, improvvisamente, dopo 20 anni che erano state presentate denunce, anche supportate da testimonianze di truppe ONU, nella fattispecie da Silverio, devo chiudere. Si può andare alla conclusione perché abbiamo esaurito lo spazio. Arrivo subito alla conclusione. Praticamente il presidente è stato deferito, dopo 20 anni che c'erano le denunce, è stato deferito per crimini di guerra al tribunale dell'Aia. Motivo? Quelle truppe ONU servono lì semplicemente per controllare delle basi che sono fondamentali per quelli che sono gli interessi degli Stati Uniti. Questo è l'ONU. Perfetto, sei stato come al solito molto esaustivo, io ti ringrazio, grazie al professor Silverio Allocca e a risentirci Grazie a presto. voi. A presto, ciao, buona giornata a tutti.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Allora, qui Parlamento. Partiamo subito. Qui Parlamento. Allora, la notizia è importante, fa parte delle battaglie della Lega. Non ricordo nello specifico, ma che lo fosse anche nei programmi di governo. L'utero in affitto, riconosciuto come reato universale. Ieri c'è stato il voto in aula al Senato, 84 voti favorevoli contro 58 contrari. E noi abbiamo la senatrice Elena Murelli, che rappresenta la Lega in Commissione Affari Sociali a Palazzo Madama. Benvenuta senatrice, grazie per essere qui a disposizione dei nostri ascoltatori. Grazie, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, è un piacere parlare di questo argomento molto importante. Ecco, allora, benissimo, mi fa piacere, possiamo darci del tu. Sì. Ieri ho letto barricate della sinistra, mi sono anche sorpreso perché per esempio
mettendo insieme il materiale per questa intervista, ho scoperto online, purtroppo non l'ho salvato, un vecchio manifesto dei 5 Stelle no all'utero all'affitto. Poi mi vengono in mente pareri autorevoli di femministe di sinistra, assolutamente contrarie all'utero in affitto, e poi ho letto l'intervento di una senatrice del PD che dice: il comunismo degli organi, posso donare un rene ma non posso riferirmi all'utero in affitto. Ma forse le è sfuggito a questa senatrice che il rene non lo puoi vendere, lo puoi donare, non puoi fare il traffico di organi, mentre l'utero in affitto ha tra le tanti aspetti che sono considerati, che sono negativi, c'è anche quello proprio economico, no? Cioè il fatto che le donne vendano il proprio utero. Si dice, loro non vogliono che si dica utero in affitto, vogliono che si dica gestazione per altri, ma no, perché è una presa in giro pensare che ci siano donne che sono disposte gratuitamente sopportare è una brutta parola, comunque ad affrontare un impegno come una gravidanza. È chiaro che, e guarda caso, lo vanno dove ci sono magari i paesi più poveri, dove devono anche pagare di meno. Quindi la parola sfruttamento, ed è strano che non venga riconosciuta da un esponente del PD di sinistra. Ma che clima si è percepito ieri in aula, senatrice, intanto? E poi a lei completamente la parola, sto parlando troppo io, prego. No, non si preoccupi assolutamente, il clima che respirava era assolutamente assurdo, perché quello che hai descritto sono proprio le esternazioni che sono uscite da senatrici del PD, ma anche una senatrice dei 5 Stelle diceva l'utero è mio, che è lo slogan che utilizzano contro la pillola abortiva, l'utero è mio e decido io quando abortire cosa farne. Peccato che in questo caso non è tanto una questione di dono, di gestazione per altri, perché ci sono dei problemi come per esempio i problemi sanitari che possono toccare la donna piuttosto che l'uomo, piuttosto che entrambe le persone nella coppia che vogliono invece avere un figlio. Ma in questo caso si va, come dicevi tu, a un acquisto come se fosse al supermercato. Ed è tutto questo infatti anche parte del mio discorso, dicendo ma parliamo dei costi, andiamo a vedere effettivamente quanto costa avere una maternità surrogata. Se andiamo a vedere, potete trovarlo anche su internet, digitate Ucraina, ci sono delle cliniche specializzate proprio in questo, che ti garantiscono direttamente quelle che sono le prestazioni, quindi il 70% di successo, possibilità di tentare tutte le volte che vuoi, quindi senza problemi, senza limiti di età, consulenza legale gratuita, e il costo si aggira intorno ai 40.000 euro. Però quanto viene dato poi alla mamma, futura mamma, alla persona che naturalmente viene messa incinta come riconoscenza? Perché poi prendono delle donne povere, come diceva lei, che hanno bisogno e che vendono il proprio corpo. Di questi 40.000 quanto viene dato a questa persona che tra l'altro viene mantenuta in clinica per 9 mesi in ambiente sterile in modo tale che non le succeda niente? A Cipro, se invece andate a cercare su internet, ci sono addirittura le offerte speciali piacevoli sorprese. Potete andare a vedere sul catalogo e scegliere il vostro futuro bambino, se lo volete alto, biondo, con gli occhi azzurri, una bambina bella con lentiggini, capelli rossi, per dire. Questo è quello che trovate sul web. Quindi allora parliamo dell'assurdità, parliamo della mercificazione. Ma solo invece una donna che è diventata mamma può effettivamente capire che quello che si instaura nel momento in cui hai un bambino che ti cresce nella pancia sono due individui che comunicano tra di loro per 9 mesi. Quindi quello che non si considera in tutti questi discorsi che sono avvenuti in aula è anche la relazione mamma e feto, perché già il bambino che si forma nella pancia prova direttamente delle sensazioni e instaura un senso di comunicazione con la madre stessa, che poi nel momento in cui nasce e nel momento in cui viene abbandonato, perché viene poi portato in un'altra famiglia, come cresce questo bambino? È vero, sarà benissimo, sarà accolto in una famiglia, però nel momento in cui scoprirà effettivamente che è stato venduto, perché questa è la parola corretta, venduto dalla sua madre gestazionale ad una nuova famiglia, come crescerà questo bambino? Ci sono persone che già rifiutano nel se stesso la donna, rifiutano la maternità. Io ieri ho riportato per esempio il caso di Pasolini, che aveva tutt'altro di problema, però lui odiava le donne.
odiava la maternità e non ci pensava nemmeno che poteva crescere una persona all'interno del feto della donna. Dall'altro punto di vista c'è un'altra considerazione: ci sono donne ricche che non vogliono consumare il proprio corpo, perché purtroppo nel momento in cui tu rimani incinta, il tuo corpo cambia, oltre che a crescere magari il seno, ci sono proprio cambiamenti ormonali, lo stato d'animo cambia, ci sono anche problemi di salute, come per esempio appunto il vomito, le nausee, eccetera, eccetera. Quindi ci sono donne ricche che non vogliono cambiare il corpo e allora decidono di affidarsi a donne povere in questo caso e sfruttano il corpo di altre per poter avere un figlio. Ne posso citare diversi di esempi. Certo. Quello più noto è la moglie di Ronaldo, per esempio, che ha fatto questa scelta. Quindi ci sono tanti personaggi, senza parlare poi delle coppie gay, che quello è un'altra assurdità, perché nel momento in cui tu nasci maschio invece non sei soddisfatto e vuoi invece avere quello che la natura non ti dà. E qui non l'ho nemmeno toccato nel mio discorso, perché poi viene accusato di essere contro le coppie LGBT, tutto il movimento, eccetera, che non è assolutamente il caso. Allora, quello che io ho sottolineato è: va bene, non andiamo contro natura, cerchiamo di andare a tutelare dal punto di vista etico e sociale sia la donna in questo caso che viene utilizzata, e dall'altro punto di vista anche tutelare il bambino stesso che viene concepito sia nel feto che successivamente. E questo è il principio fondamentale di questa legge che è stata approvata ieri in Senato. Ecco, volevo chiederti una cosa, una riflessione che facevo stanotte pensando, non c'è un paradosso, un assurdo in chi vuole assolutamente lasciare a questo pianeta la propria eredità genetica, il proprio patrimonio genetico? Siamo un po' nel Medioevo, siamo nei periodi arcaici, siamo in una dimensione da patriarcato, mi viene da dire quasi, perché Esatto, è l'evoluzione ci quello che ha insegna citato che Romeo in aula ieri, infatti, eh, che siamo nel Medioevo dove si vuole andare a sfruttare la parte più povera per lasciare la nostra parte nobile, senza invece avere direttamente concetto di quello che sarà invece l'evoluzione e l'aspetto genetico del paese. E poi c'è un altro aspetto, io purtroppo l'avevo cominciato a seguire anni fa, ho perso un po' le tracce, tu l'hai anche toccato. Avevo letto degli articoli scientifici sul rapporto che si instaura tra il feto e la madre, che sono addirittura sconosciuti, ma sono anche fisiologici, non solo psicologici. Sono difficili da individuare, ma sono importanti e sono ancora da scoprire. Anche questo mi sembra che anche dal punto di vista scientifico, quindi questo, cioè, andare con tanta leggerezza incontro a questa pratica sia anche un po' irresponsabile, perché la scienza aveva espresso dei dubbi. Così, ora ti dico la verità, non ho più avuto modo di aggiornarmi, mi dispiace, me ne dispiaccio, però avevo seguito inizialmente anche questo perché volevo capire, no? Chiaramente, anche il mio mestiere, poi se Sì, parlo sì. degli argomenti al pubblico devo anche cercare di capire io. E avevo visto, mi aveva impressionato perché non era su un giornale di destra questo articolo, che fosse tipo il Corriere della Sera, che elencava quelli che sono i legami, eccetera. Volevo capire anche questo. Sì, sì, ieri proprio nel mio intervento ho proprio citato questa cosa, perché nessuno considera il bambino né se stesso nella fase del concepimento. Invece molti studi dimostrano che il bambino in utero percepisce già le emozioni della madre e tra di loro si crea un legame che ne costituisce la base relazionale futura. Quindi questa parte di vita viene chiamata attaccamento prenatale e influisce sullo sviluppo psicoinfantile, ed è per quello che io citavo prima e dicevo: come crescerà questo bambino nel momento in cui esce, non trova più la madre, senza dire che poi magari avrà due padri, lasciamo stare, o due madri, ma viene accolto in una famiglia che però non è la sua famiglia originale, non sente, perché è una questione di sentire, di comunicazione che avviene nel feto tra la mamma con cui cresce per 9 mesi nella pancia, di comunicazione, poi non sente più la madre quando esce. E questa è una questione importante, quindi il feto non è un oggetto passivo e non va isolato dal resto del mondo e non va isolato soprattutto dalla madre con cui l'ha concepito. Ho letto anche, non so se era Malan di Fratelli d'Italia, che è un ex leghista tra l'altro, direi Mhm. che
ci sono Sì. più diritti per i cuccioli di cani e gatti perché anche questo è un altro aspetto, no? Mi sembra, senatrice, Assolutamente sì. cioè i figli dell'utero in affitto, non mi sembra sbagliato quello che ha detto il senatore Malan. Cosa No, dici? assolutamente. Lui ha proprio ripreso questo passaggio dicendo: tenete di più ai cani e ai gatti, agli animali, il benessere dell'animale che al benessere di un bambino, di un feto che nasce direttamente da una maternità surrogata, non da una maternità naturale. E invece quello che noi vogliamo è quello di portare avanti quello che la natura ci permette di fare, ma anche purtroppo quando ci sono delle problematiche, affrontarle insieme grazie alla scienza e alla ricerca, e quindi cercare di incentivare la fertilità negli uomini e nelle donne, affrontare i problemi anche con la PMA, che è appunto la possibilità di avere dei figli con tecniche di ricerca scientifica, ma quindi con con terapie genetiche, ma non andare direttamente a inseminare una persona che è estranea direttamente, in questo caso, alla coppia. E in conclusione, allora ricordiamolo, reato universale naturalmente per gli italiani che ricorrono a questo sistema anche in paesi dove è ammesso, sono perseguibili per legge, si arriva anche da 6 mesi a 2 anni di carcere, su che la Lega aveva chiesto 10 anni, fino a 10 anni, e una multa dai Sì. 600.000 a 1 milione. Allora, concludiamo su questo, anche perché volevo capire da te le obiezioni che ha fatto Riccardo Maggi di Più Europa. Secondo lui questa legge è incostituzionale. Sì, allora, dal punto di vista legislativo, come dicevi tu, questa legge prevede il reato e quindi il carcere da 1 a 2 anni e con una multa. La Lega aveva chiesto 10 anni, ieri provocativamente Scalfarotto ha detto aveva più senso invece chiedere 20 anni. E diceva Maggi appunto che è incostituzionale. Da quel punto di vista invece c'è la stessa Cassazione che si è pronunciata su quella che è la maternità surrogata e appunto dice che si pone oggettivamente in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita della dignità umana della gestante e allo stesso punto anche del futuro nascituro. Quindi è questo che ribadirei a Maggi sul fatto che se questa legge è anticostituzionale o meno. E dall'altro punto di vista noi andiamo a tutelare sia la gestante che il futuro nascituro e questa è la cosa, il principio fondamentale. Allora, possiamo liberare i suoi impegni la senatrice Elena Murelli, che rappresenta la Lega in Commissione Affari Sociali a Palazzo Madama. Grazie, ti ringrazio davvero e spero di sentirti nuovamente presto, perché magari questo è un argomento che non si chiude con la legge di ieri, credo. È un capitolo importante, ma il dibattito credo anche a livello di pensiero proseguirà, perché secondo me, perdonami, io non sono un politico, ma secondo me sarebbe, come dire, giusto confrontarsi per capire che è una pratica. Quelli che hanno accusato il governo di arretratezza, ho letto insulti praticamente, secondo me lo fanno per insultare il governo e non affrontano il nocciolo del problema, che è questa pratica. E secondo me, Il quindi nocciolo del problema è da una parte questa pratica, ma soprattutto dobbiamo preoccuparci della denatalità. E questa non è una pratica che va direttamente a risolvere il problema della denatalità, ma risolve solo dei capricci di alcune persone sfruttando direttamente altre. Allora invece occupiamoci della denatalità, a parte con politiche attive, asili nido, eccetera, ma vogliamo andare direttamente anche a parlare dell'educazione sessuale nelle scuole, ma non come in contesto ideologico o politico, ma spiegare direttamente alle ragazze come il loro corpo cambia, quali sono le problematiche connesse allo sviluppo del proprio utero in condizioni di gravidanza, la futura menopausa e affrontare insieme quelle che possono essere le problematiche nel momento in cui si hanno problemi di fecondità, nel momento in cui vorrò avere un figlio
perché in questo caso c'è, come dicevo prima, la ricerca che ti viene incontro e ci sono le tecniche di PMA che possono essere direttamente utilizzate. Lo diceva ieri la Beatrice Lorenzin in aula, diceva la mia legge sulla PMA, le PMA non sono ancora nell'EA. Allora occupiamoci di questo, che sono invece argomenti più importanti secondo me, che aiutano quelle coppie che non riescono a avere dei bambini e che invece, sfruttando queste tecniche, potrebbero invece avere dei propri bambini, avere delle famiglie felici. Benissimo, direi che è la conclusione ottimale per questo collegamento. Grazie ancora a Elena Murelli. Grazie a voi, un piacere, buon lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Allora, noi andiamo avanti. Dunque, avevo visto, c'è ancora Maurizio. Chi pagherà per la pessima figura internazionale del primo costosissimo viaggio in Albania con le operazioni di pressapochismo, nonostante un battage mediatico? Voglio vedere dei licenziamenti in tronco, lo scrive sempre Maurizio. E andiamo allora invece adesso, vediamo se ci sono degli aggiornamenti, perché c'è appunto in questo caso ladro ucciso a Milano con 20 colpi di forbice, arrestato per omicidio il barista, in manetta con suo conoscente. È successo qui a Milano, non riesco a capire, vediamo giusto per insomma, la radio sede a Milano, quindi il bar di via Giovanni da Cermenate, non so, non sono milanese, abito, non so, comunque in via Giovanni da Cermenate. E poi qui invece San Casciano, anche qui cronaca nera, donna uccisa in un negozio, le avrebbe sparato il nipote di 20 anni. Leo e i bulli, ultimo sms del quindicenne suicida: non ce la faccio più, l'ho detto al prof ma non mi ascolta. Detrazioni, cambia tutto dal 2025, 3 fasce legate al reddito e ai figli, chi ci rimetterà? M5 Stelle, la mossa contro Grillo, al tavolo della Costituente l'eliminazione del ruolo del garante. Giù il ministro Dandy con l'aquila sul petto. Inchiesta a doppia curva, Cialanoglu ammette i contatti con gli ultra, ma mai ricevuto pressioni. Radiato Talamazzi, medico Novax, disse il vaccino anti-Covid contiene veleno. Professore senteista mai visto in 3 anni, arrestato, aveva provato a salvarsi regalando limoncello. Queste erano le notizie tratte dal Corriere.it. Repubblica: USA, l'aereo più caro di tutti i tempi all'attacco dei depositi di droni degli Houthi, un messaggio per Teheran. E questo c'è lo scazzo, lo chiama Dagospia. Asia abbassa i toni e tu non rompere il cazzo, quindi è un duello tra signore. Scazzo fra Rosita Celentano e Asia Argento questa sera, donne sull'urlo di una crisi di nervi. A scatenare Asia l'atteggiamento della Celentano, che dopo il suo editoriale, invece di ascoltare quello della collega, se ne voleva andare in platea a correggere il suo testo. Chiambretti, siamo una famiglia, Asia, in ogni famiglia c'è chi la rompicazzo. I petrodollari non comprano la felicità. I sauditi sono incazzatissimi con Roberto Mancini, che rischia di non centrare le qualificazioni mondiali 2026, e molti chiedono il suo esonero. Il Maggio è stato ricoperto d'oro, 30 milioni l'anno, per dare una svolta a una nazione senza tradizione calcistica, ma i risultati non arrivano e quei pochi giocatori di talento non trovano spazio a causa dei campioni stranieri che sono arrivati in massa nella Saudi Pro League. L'ex CT azzurro è sempre più nervoso, come lo dimostrano i recenti scazzi con tifosi e giornalisti. E allora andiamo con Segui la Lega. Abbiamo ancora Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Sto leggendo da legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina. Ma ho messo anche dalla sintassi. O segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana. Ne parleremo tra 10 minuti con Pietro De Leo della sentenza di domani a Palermo, di venerdì, dopodomani a Palermo. Leggi l'Istanbul, che mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Poi, difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu. Il tesseramento è molto importante, ci si può iscrivere alla Lega anche da questo sito molto facilmente, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e vi verrà recapitata alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando calorosi, profondi, sentitissimi, insinuanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo il calendario delle feste della Lega, quasi vedo se stasera una tagliatella con i funghi. Insomma è la stagione. Dicevo, è importante, qui c'è il calendario, quindi è molto ben fatto, quindi potete cercare vicino a dove abitate, dove vi è più comodo. E il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il D43 è una scelta che non vi costa nulla. Intanto sono soldi nostri, ma lo Stato se li tiene lui, noi però possiamo dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega e quindi noi vi diamo come indicazione chiaramente l'indicazione per far arrivare questi aiuti, questi fondi, questi soldi alla Lega. Il D43, nel 2 per 1000 scrivete D43, D di Domodossola, 4 come la pizza delle 4 stagioni. La pizza delle 4 stagioni usa prosciutto, funghi, carciofini. Qual è la quarta stagione? Allora, i funghi dovrebbe essere l'autunno. Il prosciutto cosa? La primavera, l'estate? Quando è che si ammazza il maiale? Non si ammazza in inverno il maiale, a dire la verità. I carciofini forse la primavera e il quarto non me lo ricordo. Prosciutto, funghi, tu non sai nulla, non ti ricordi. Ma la mangiamo tutti la pizza delle 4 stagioni e ci dimentichiamo sempre quello che mangiamo. Allora, 4 come la pizza e 3 il numero perfetto. Le olive. Poi devo capire. Dice che i funghi autunno, prosciutto cotto e olive inverno, carciofi primavera e pomodori estate. Yeah! E la mozzarella come sempre. A parte che a me piace anche la marinara. Io adoro l'aglio, io sono un aglione. Allora, D43, 3 è il numero perfetto e quindi scelta che non ti costa nulla e che potete far impiegare allo Stato nei termini che voi preferite. Poi andiamo a vedere le uscite degli eroi della Lega, i suoi politici. Vediamo un po', abbiamo 9, scusate, ore 15, Paolo Borchia, europarlamentare, All News a TGcom 24, sabato 18 ottobre invece Omnibus alla 7, Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture, in un'ora che per chi vi parla è antelucana, nel cuore della notte, alle 8 del mattino, Omnibus alla 7, anche questa è una trasmissione storica, e poi sempre sabato 4 di sera l'europarlamentare Isabella Tovaglieri alle 20:30, 4 di sera ovviamente Rete 4. E direi che possiamo chiudere, sono le 14:30, fra 5 minuti parliamo del caso Open Arms con Pietro De Leo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
got a mind of own. So go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. I in the darkness, you must come out the light. Could you be loved and be loved? Could you be loved, oh yeah, and be Road of life is rocky, and you may stumble too. So why do you point your fingers at someone else is judging you? Don't you got your man? Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Don't let them change ya. Or even rearrange ya. Oh no. We've got a life to live. They say only the fittest of the fittest shall survive. Stay alive. Could you be loved and be loved? Could you be loved, oh yeah, and be loved? Everyone needs to water to reverence right. No matter how you treat me, let me never be satisfied. Could you be loved? Could you be loved? Say something. Could you be loved? Could you be loved? Say something. Say something. Say something. Say something. Break it. Say something. Rock it. Say something. Break it. Say something. Rock it. Say something. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà, oltre la pagina, 14.35, siamo puntuali come le tasse, diceva quello. E parliamo del giorno del giudizio. Dopodomani a Palermo, nell'aula bunker, stiamo parlando del processo Matteo Salvini, del caso Open Arms, e lo facciamo con Pietro De Leo, che leggiamo tutti i giorni su Libero e su Il Tempo, e tra l'altro autore di un libro di qualche anno fa, Tutti contro Salvini, tra l'altro un libro che vale ancora oggi evidentemente. Ciao Pietro, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, non sarà la parola fine perché è solo il primo grado, poi ci sono quelli successivi. Salvini ha già detto io andrò fino in fondo, fino in Cassazione. Io volevo partire da una considerazione. Tu hai fatto anche, ci raccontavi, hai fatto anche politica in prima persona, e tu sei uno che, mentre io ormai sono un po' disilluso, crede e ama nella politica, chiaramente nella buona politica. E qui c'è anche da parte nostra, dico qui come Lega, i magistrati, le toghe rosse, per carità, abbiamo visto, insomma, c'era anche quella giudice che andava in piazza con i centri sociali, ci sarebbe qualcosa da dire, anche più di qualcosa. Ma qui è stata la politica
che ha gettato Sì, Salvini sì. in pasto. Qui c'è stato il voto al Senato ed è questo forse il dato da cui partire. Totti si è lamentato, poi lui ha patteggiato, eccetera. Ma qui siamo è da qui che dobbiamo partire, secondo me. Io sono rimasto anche stupito che Renzi abbia votato quella multa. Uno come Renzi, che dovrebbe credere a parole, dice di credere nella politica, ma un po' tutti, insomma. E lì è stato un suicidio, un harakiri. Certo, noi siamo sensibili perché c'è Salvini, però quando la politica lascia che sia la magistratura a decidere se l'azione politica di un ministro vale o non vale, allora mi domando, senti, facciamo così, fammi votare i magistrati, va, che faccio prima, è inutile che ti stia a votare te, chiudiamo il Parlamento e buttiamo via la chiave. Questa è naturalmente una frase così mia, da bar, però ti viene quasi da pensarlo. A te la parola, Pietro. No, ma è l'inquadramento perfetto, altro che frase da bar, perché che cosa è successo? È successo che la sinistra, mandando Salvini a processo quella volta, parliamo di 3, 4, 5 anni fa, che cosa ha fatto? Ha fissato un principio pericolosissimo, cioè la sindacabilità giudiziaria delle scelte politiche. È un precedente devastante per la nostra democrazia. Quando in Senato si votava per mandare Salvini a processo o meno, che cosa si votava? Si vota su un'espressione che sembra complicata ma non lo è, cioè sul preminente interesse pubblico di quella iniziativa. Nel senso, si votava per decidere se Salvini, quando prese quell'iniziativa sulla nave, che poi non fu solo un'iniziativa sua, ma fu un'iniziativa composita e collegiale di non consentire l'attracco di quella nave, la domanda era se l'avesse fatto per difendere un interesse di tutti oppure no. Il Parlamento, in quel caso la maggioranza di sinistra, ha votato per il no. Ed è gravissimo, perché lui già lo aveva detto in campagna elettorale che voleva fare in quel modo, che quella sarebbe stata la sua politica. Quindi veramente hanno aperto ad un precedente devastante. Su questo poi si innesta, come ben sappiamo, la prassi infelice, io voglio essere educato, del Movimento 5 Stelle, che quando nel Conte 1 era alleata con la Lega, votò contro il processo a Salvini per la nave Diciotti, che era una dinamica molto similare a quella della Open Arms, e invece poi ha votato sì per la Open Arms. Quindi qui c'è una doppia criticità, un doppio gravissimo errore. Il primo è quello sul principio, il secondo è quello sull'incoerenza del contesto, perché tu non è che quando sei alleato voti a favore su un principio generale e quando invece sei avversario voti contro. È veramente la sconfitta totale, hai detto bene tu all'inizio, è la sconfitta totale della sana politica. Ma detta così sembra retorica, ma non lo è, perché quando si demoliscono questi principi generali, poi il paese è più debole e è più esposto a delle anomalie. Esatto, questo è vero. Tra l'altro stavo pensando anche questo, non vorrei entrare troppo nello specifico, no, ma anche magari chi seguiva, quel caso magari in forma più distaccata, non poteva non restare colpito dalla irriducibilità del comandante della Open Arms. Niente, gli hanno detto dalla Spagna: "Vieni da noi". No, come Certo. mai solo in Italia? No, e poi Certo. visto che anche mi chiedo anche da parte dei giudici, visto che era importante perché ci mancherebbe che non fosse così, che era importante la vita dei 147 profughi a bordo, chi ne ha messo più a repentaglio la salute, la salubrità? Matteo Salvini o il comandante della Open Arms, che dopo averli raccolti, pur di portarli in Italia, ha continuato a rimanere al largo, non li ha sbarcati quando poteva sbarcarli in Spagna? Io credo che solamente è una locuzione che piace molto a Salvini, no? Il buonsenso. Solo adoperando il buonsenso si vedono le incongruenze di questo caso.
veleno è chiaro Concordo. che sono di parte, però io mi ricordo, ho detto, ma No, scusa, no, ma se ti stanno a cuore ci sono anche i bambini, se ti stanno a cuore vai nel primo posto dove ti permettono, o se no vuol dire che c'è qualcos'altro, e allora forse vuol dire che non è che li raccogli per carità. Poi abbiamo visto anche, insomma, Beppe Caccia, eccetera, la loro ONG, lo fanno perché uno l'ha detto chiaro, cosa vuoi che vada a lavorare? E si lamentava, c'era l'intercettazione pubblicata da un giornale concorrente, non facciamo il nome dei quali scrivi tu, ma dicevo che era venuto fuori in questa intercettazione, aveva chiesto quanti profughi erano stati raccolti e siccome erano pochi diceva, ma come volete che vada a lavorare? Quindi la correlazione tra guadagno materiale, i soldi, altro che spirito caritatevole. Prego. Guarda, io Pietro. l'intercettazione non me la ricordo, mi cogli su questo impreparato. C'è da dire una cosa, che allora innanzitutto a completezza di tutto il quadro, quando alla Open Arms non fu consentito di attraccare, comunque ai migranti che erano a bordo era stata offerta, come giusto e doveroso che sia, e garantita qualunque assistenza. Quindi, perché spesso la sinistra, eludendo questo punto, offende anche tutto il personale della Croce Rossa, medico, che si prodiga e compie il proprio dovere per la primissima assistenza ai migranti. Quindi questo è un altro dato che va ricordato. Il secondo punto, noi ricordiamo benissimo qual era la prassi delle ONG, perché in parte lo è anche oggi. In quel tempo avevano individuato il ministro dell'interno Salvini come il nemico e la loro era una continua chiamata al duello politico. Ricordiamo quando twittavano, io mi ricordo alcuni casi di navi ONG che twittavano la loro posizione con le coordinate per farsi cogliere in mezzo al Mediterraneo, per far capire a chi di dovere dove stavano. Ricordiamo i continui comunicati stampa di matrice politica e ideologica contro il ministro dell'interno. Loro facevano una vera e propria lotta politica in quel momento, una lotta politica su cui purtroppo andava di mezzo anche la condizione degli stessi migranti, perché come ricordi te erano stati offerti altri porti sicuri che ci voleva meno tempo a raggiungerli rispetto ad arrivare in Italia, e invece no, per creare il caso e proprio per proseguire questo duello, a quel tempo la nave proseguì verso l'Italia. E dobbiamo ricondurla anche, tutto quello che è accaduto, dobbiamo ricondurlo anche in questo clima di grandi conflittualità ideologica contro Salvini. Le ONG si erano calzate la veste di soggetto politico e agivano di conseguenza. E adesso, secondo te, nessuno ha chiaramente la sfera di cristallo, come si dice di solito, però che segnali ci sono? Che tipo di comportamento, che comportamento sbagliato, chiedo scusa, che orientamento potrebbero avere i giudici, che non mi si dica che si muovono solo in nome della giustizia, perché francamente non me la sento di essere così ingenuo. Cosa ti aspetti? Io ti dico la mia non richiesta. Io temo che terranno Salvini sulla graticola a lungo, perché usando questo processo in termini anche, come dire, di pressione, per esercitare pressione. A proposito, scusa, ci sarebbe poi anche da fare riferimento a come funziona la giustizia italiana, perché io sto ancora aspettando che mi dicano qualcosa sul caso del figlio di Ciro Grillo, perché stiamo parlando del luglio del 2019, 5 anni fa, e abbiamo in gioco o una persona che è stata accusata di un crimine particolarmente orrendo, non odioso, orrendo come lo stupro, oppure una vittima che non ha ancora giustizia, una vittima di un crimine particolarmente orrendo, lo stupro, una donna che non ha ancora giustizia, e sono passati la bellezza di 5 anni. E anche su questo ci sarebbe da dire, perché io avevo fatto un po' un abbinamento così a livello mentale tra questi due processi, no?
per quale motivo non si arriva al dunque per il processo del figlio del fondatore, del padre spirituale, dell'elevato dei 5 Stelle, e poi per quale motivo si va a processo con Salvini per quello che erano state delle scelte di tipo strettamente politico. Anche qui, naturalmente, abbiamo parlato tante volte che con te di giustizia, anche qui c'è l'occasione per continuare a farlo, mi sembra. Sì, beh, io guarda, non so come andrà a finire, perché lì bisognerebbe essere esperti di giudiziaria e aver seguito tutte le udienze per cercare di capire un po' qual è l'orientamento. Però c'è da dire una cosa, che nelle carte del caso Palamara la questione emerge, c'è un'intercettazione in cui 2 magistrati si dicono: Salvini ha ragione, ma in questo momento è l'uomo da combattere. Per cui questo è lo spirito che è alla base della nascita di questo processo, e anche sempre delle inchieste analoghe sulle iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina. È un processo che nasce anche nella magistratura in quel clima lì, un clima di impegno politico improprio, un clima di protagonismo improprio, che purtroppo ci ha accompagnato e ci accompagna da più di 30 anni. Ma non è un caso se, diciamo così, i cittadini non mostrano verso la categoria una grandissima fiducia. Vediamo come andrà a finire. In ogni caso Salvini va anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere condannato, e dico malaugurata perché veramente questo è un processo che non doveva proprio nascere, per come la vedo io, non doveva esserci, non è che lo dico per spirito di qualche faziosità, ma perché questo processo non doveva nascere. Lui sicuramente deve andare avanti, come ha detto, dovrà continuare a fare il suo lavoro nelle istituzioni come ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Certo, immagino però che non sarà semplice, perché comunque affrontare un processo è sempre una botta tremenda. Tra l'altro, riprendo, prima di lasciarti ai tuoi impegni, Pietro, volevo riprendere il tuo articolo di un paio di giorni fa. È un processo, quello di Salvini, che permette alla sinistra di allontanare gli sguardi dalle proprie vicissitudini interne. C'è Vincenzo De Luca che è tornato all'attacco di Elena Schlein, c'è il Campolargo, che non so, Campolargo, Non Campolungo. esiste. C'è una Liguria che non faccio anticipazioni, però sembrava dovessero fare un sol boccone, come sentivo dal nostro collega, mi sembra scriva su Libero Gonzato ieri in televisione, diceva: se per caso non dovesse vincere la sinistra in Liguria, dopo tutto quello che hanno fatto, dopo tutto il can davvero, poi soprattutto, al di là di questo, che può essere un'analisi di curiosità anche nei confronti del voto, cioè se noi pensiamo che è bastato una sortita di quel volpone toscano che è Matteo Renzi per mandare a gamba, per mettere in profonda difficoltà un'intera coalizione politica, e mi sembra un po' mi sembra che questo denoti fragilità. E poi francamente non ho neanche ben capito chi comandi veramente nel PD, perché mi sembra che Elly Schlein funzioni un po' da facciata. Lei comunque si sta muovendo anche in maniera molto più cinica di quanto non sembri, mette le sue persone, poi l'ABC della politica, no? Quando diventi segretario metti i tuoi uomini nei posti di comando, grosso modo. Però poi le decisioni strategiche c'è sempre il Bettini, il Franceschini dietro, insomma c'è sempre quelli che lei chiamava cacicchi, perché è tornato anche in auge. Tu segui anche le cose, le vicende del Lazio. Il Cacicco, quello che aveva urlato di tutto, che aveva dovuto dare le dimissioni perché aveva minacciato, era stato beccato in una intercettazione a minacciare, eccetera, era un funzionario, credo, della regione Lazio, era considerato un Cacicco, così ho meno letto in un articolo di qualche giorno fa del PD laziale, ed è tornato praticamente di nuovo sulla tolla di comando anche lui, insomma. Cosa dici? Ah sì, la sinistra non esiste. La sinistra non esiste, non hanno un'idea di paese, non hanno un'idea
di come del futuro. Soprattutto c'è un grande derby che va avanti, cioè quello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Io ho questa impressione mia, cioè che Conte voglia decidere quale debba essere il segretario del PD, che possibilmente vuole arrivare a un segretario che magari possa convergere sulla sua candidatura a Presidente del Consiglio. Ci sono delle questioni personali tra Conte e Renzi che impediscono l'alleanza, impediscono il formarsi di questa coalizione, perciò la sinistra è completamente assente, appunto come dicevi tu, dei fatti esterni come il prosieguo del processo a Salvini possono quantomeno dare un po' di morfina ad una sinistra che è completamente assente. Però io ho un'idea un po' diversa. Uno dovrebbe dire sì, che bello, la sinistra perde, è tutta spaccata, perciò invece in realtà non fa bene a nessuno. È un po' come il tennis: quando tu giochi, tu sei bravo, ma giochi con un avversario troppo scarso, giochi peggio anche tu, non ti ritrovi con i colpi. Per questo motivo una opposizione quantomeno dignitosa farebbe bene proprio a tutta la democrazia e farebbe bene anche al centrodestra, perché qual è il problema? È che se tu hai una sinistra che non ti incalza, un'opposizione che non ti incalza e che non vedi neanche nello specchietto retrovisore perché sta troppo lontana, poi cominci a litigare nella macchina, chi guida con i passeggeri, con il secondo pilota, eccetera, cominciano a litigare, e questo è peggio per tutti. Per questo avere una sinistra un po' messa meglio avrebbe un effetto positivo, secondo me, un po' per tutti e anche per il governo. Sì, perché poi c'è la rincorsa al peggio e se uno sbaglia dice beh, guarda che gli altri sono peggio, ma non è così che si va avanti. Insomma, sì, mi sembra assolutamente anche la metafora. Un po' provocatoria come immagine, me ne rendo conto, però io ne sono assolutamente convinto che una democrazia ha bisogno di forze politiche in salute e che non si perdano dietro le stupidaggini o dietro le rivalse personali, alle scaramucce. Se tutti si mettessero nel binario ci guadagnerebbe il bene generale, ecco. Tra l'altro ne parlavo anche in questi giorni, si parlava un po' del passato. Comunque, per carità, poi è nata quella cosa brutta che si chiamava consociativismo, ma quando i politici facevano veramente politica ed erano in forte concorrenza virtuosa tra di loro, perché erano veramente bravi e capaci, poi non era raro che trovassero una convergenza, che trovassero un modo per arrivare a una soluzione. È quello che è successo, per carità. Il debito pubblico, è chiaro che tante cose non hanno funzionato, ma c'era comunque una politica, tutto sommato, comunque alla fine tra gli anni 80 e 90 Craxi, piaccia o non piaccia, aveva fatto dei governi che hanno funzionato. Io me lo ricordo, mi ero distrutto un piede, allora ero andato a fare i raggi e avevo pagato. Poi qualche mese dopo sono andato a un nuovo controllo e scopro che non c'era da pagare, perché c'era stato un provvedimento del governo con Craxi. Adesso è una cosa così anche di quasi, per carità, minima, ma comunque c'era la possibilità di arrivare a una convergenza per risolvere le cose, come ho appena detto. Adesso, se sono uno più scarso dell'altro, non fanno a gara naturalmente a chi porta a casa il risultato per se stesso, non a chi porta a casa il risultato per la cosa pubblica. Questo è il rischio. Mi aggancio a quello che dicevi te, hai detto benissimo. Io da ex giocatore di ping pong mi ricordo che si giocava bene se si era in due a giocare bene, se no, anche se eri più bravo dell'altro. Ecco. Questo credo che sia la stessa similitudine, gli sport sono similari, quindi è la stessa metafora. Perché anche questo, mi sembra che questa incapacità della politica odierna di trovare una piattaforma per risolvere i problemi probabilmente deriva anche dal fatto che spesso si vedono le rincorse al peggio. E io insisto, non vorrei essere più antipatico di quello che sono,
i 5 Stelle purtroppo hanno, perché parlavo col professor Flavio Felice, no? In America c'è un sistema che porta la politica ad avere come interpretazione il problem solving, risolvo problemi, come nel film Pulp Fiction, Wolf. In Wolf. Italia invece la politica è sempre stata diversa, ma ripeto, c'era un tempo in cui comunque alla fine non si pensava con il problem solving, ma si arrivava al problem solving. Adesso sono dall'avvento di Berlusconi, quando si è scatenata la caccia alle streghe. Mi Sì, sembra. oggi è tutto un rincorrersi di demagogie, anche perché poi c'è stata l'iniezione dei social e una cosa che è stata dirompente con il Movimento 5 Stelle, cioè la disintermediazione, il pensare di non aver bisogno di nessuno, di leggere, di studiare, non aver bisogno dei giornali, non aver bisogno degli spunti, ma il cittadino è stato fatto credere al cittadino di essere capace dall'oggi al domani di poter andare in Parlamento e scrivere le leggi, cosa che non è così, ma non perché il cittadino sia scemo, ma perché ogni percorso ha bisogno della sua fatica, della sua crescita, della sua formazione. È stata devastata qualsiasi forma di cultura politica, e questo è un fenomeno che dura dal 92, ma con la crisi economica del 2008 e l'avvento del Movimento 5 Stelle e l'uno vale uno, questa cosa è stata amplificata, e c'è stata anche tutta l'iniezione social, un rincorrersi delle demagogie, degli slogan, dei colpi dirompenti. Però abbiamo parlato anche con te 1000 volte in trasmissione, non è più tempo di questa roba qua, perché già se questa roba non funziona in tempi di pace, figuriamoci in tempi di guerra come oggi. Nei tempi di oggi c'è bisogno di tornare a una classe dirigente preparata, alle culture politiche che ti consentano di leggere il mondo da qui a 10 anni, perché questa è la sfida difficile. Nel periodo di guerra non riesci a leggere da oggi a domani, invece bisogna essere capaci comunque di leggere il mondo da qui a 10 anni e preparare anche le future generazioni ad affrontarlo. È una sfida enorme, perché noi ci siamo un po' troppo crogiolati nel paradiso degli anni 90, quando eravamo convinti che tutte le cose dovessero andare bene per forza. Poi siamo arrivati dal 2008 in poi, abbiamo capito che non è così. Dopo il Covid abbiamo capito ancora con più dolore che non è così, e oggi bisogna cambiare anche il discorso politico, l'impostazione del confronto politico, se no le cose andranno sempre peggio. Purtroppo, parole sacrosante. Pietro, io ti ringrazio davvero, ti lascio i tuoi impegni, grazie a Pietro De Leo, lo leggiamo tutti Grazie i a giorni voi. su Libero e sul Tempo. Grazie e risentirci a presto. Grazie, è un piacere. E grazie a tutti, naturalmente, grazie a Lorenzo il Magnifico, sulla tolla di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi che avete avuto la bontà di scegliere anche oggi Radio Libertà.